Stanco ma felice, questa mattina Valerio Zoggia ha indossato nuovamente la fascia tricolore ed è stato riconfermato per il secondo mandato a capo del comune di Jesolo, sostenuto dall'insolita lista PD Forza Italia ed una lista civica. Ha battuto con il 55,57% lo sfidante Alberto Carli, Lega Nord e lista civica, che si è fermato al 44,45%. Un po' me l'aspettavo e ovviamente non è che questo mi fa apprezzare meno la vittoria, perché direi che quando un sindaco si ripresenta per la seconda volta è un banco di prova anche per lui. Banco di prova del tutto positivo, i cittadini hanno voluto dare la loro fiducia nuovamente a Zoggia. Si lavorerà nel segno della continuità, dice. Molti sono i progetti importanti in cantiere e soprattutto da un punto di vista turistico. Il progetto più ambizioso che abbiamo nel primo periodo è quello di partire col grande progetto che io chiamo progettone delle piste ciclabili, che ci vedrà investire tantissime risorse economiche per partire alla grande con delle piste ciclabili molto importanti, anche perché ci sono richieste sempre di più dai nostri turisti che vengono soprattutto dal nord Europa. Fra pochi giorni Valerio Zoggia presenterà la nuova squadra, volti nuovi dice, ma qualche riconferma. 2 o 3 conferme e delle novità dovute anche dalle nuove norme che impongono di avere almeno 2 donne, prima ne avevo solo una. Una conferma che posso già anticipare è che vice sindaco e assessore sarà ancora l'ex vice sindaco Roberto Rugolotto. Si parte, nuova giunta ed opere che devono andare avanti, dice Zoggia, ora abbiamo altri 5 anni per portare a termine tutto.